Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. E allora, tifosi appassionati di grande futsal, siamo collegati ancora una volta presso la sala conferenze del Alto Vicentino per presentare insieme la 12ª giornata del campionato di Serie 2 Girone A, la prima del girone di ritorno, Alto Vicentino e Olimpia Regium, di fronte sabato pomeriggio alle Palalanzi. La sfida alla capolista dopo aver affrontato la seconda in classifica, e la presentiamo quest'oggi con mister Michele Ferraro e Tommaso Merlo per la prima volta ai nostri microfoni in questa stagione. Grazie ad entrambi per essere qui con noi. Inizierei con mister Ferraro, analizzando ovviamente la partita di sabato scorso, una partita interminabile e indimenticabile, quella con l'MGM 2000. Potevamo vincerla, potevamo perderla, 6 gol a testa. Come ci commenti questo match davvero insensato, se così possiamo dire? Ciao Marco, grazie sempre per il lavoro che fai. Beh, l'hai commentata tu in primis e ho ancora i brividi dell'ultimo minuto e mezzo che hai commentato, quindi voglio dire, basta vedere i tuoi highlights e uno capisce subito di cosa stiamo parlando della partita che è stata sabato. È stata una gran bella partita per chi l'ha vista, per chi l'ha vissuta un po' meno, ti dico la verità, perché insomma è stata dura dal campo, le emozioni sono state tante. Marco, quello che abbiamo sempre detto in queste 11-12 conferenze per partita, siamo una squadra che mentalmente deve crescere, perché io sono contentissimo di quello che è successo sabato, ci mancherebbe. Ho detto ai ragazzi che il vincere 4-0 ed essere stati recuperati non è quello il problema. Il vero problema, o l'impresa, ma io la vedo che è quasi un problema, ti spiego anche il perché, è aver recuperato il 6-4 e il 6-6. Perché è un problema? Perché questa squadra qui alterna grandi imprese, perché di impresa si parla, come è stata anche a Cornedo, a brutte prestazioni. Quindi quello che Lorenzo di Calcio 5 prima settimana scorsa mi ha chiesto la parola d'ordine è mentalità. Questa squadra deve ripartire, questa volta deve ripartire da questa partita con la mentalità giusta. Direi che tra tutte le analisi che ci hai fornito in queste 11 conferenze, questa direi che è la più autentica e decisamente la migliore per la qualità, insomma. Grazie. Effettivamente c'è da migliorare, si può sempre migliorare nella vita e nello sport, in questo caso in termini di mentalità questi ragazzi hanno già fatto tanto ma possono fare altrettanto, e a tal proposito sentirei adesso il parere di Tommaso Merlo, che sentiamo per la prima volta con noi ai microfoni. Ciao Tommy, e ti chiederei subito come stai vivendo questa esperienza all'Alto Vicentino. Insomma, sei un ragazzo dalle 1000 passioni che non si fa mancare davvero nulla, un'avventura sin qui comunque ottima in Serie 2, in un ottimo gruppo molto affiatato. Descrivici un po' questi primi 6 mesi all'Alto. Beh, innanzitutto ciao Marco e grazie sempre per il lavoro che fai per tutti noi. Figurati. E beh, come per rispondere alla tua domanda, ti direi assolutamente positivo. Fin dall'inizio, comunque, quando c'è stata la chiamata di Matteo, poi il colloquio col mister, con la società, il progetto è stato subito sposato da me, perché l'ho preso anche come sfida personale e tuttora lo è. Il gruppo è molto unito e secondo me è la nostra forza principale ed è, diciamo, la nostra arma in più tante volte, soprattutto nelle partite più difficili, e quindi appunto per tirare le somme devo dirti sicuramente un periodo di un inizio positivo per tutti, penso. E per quanto riguarda il prosieguo della stagione, servirà sicuramente mettere qualcosa in più, come abbiamo detto anche con mister Ferraro. La coesione non manca e da questa può nascere davvero qualcosa di buono. Cosa potrebbe servire a questo gruppo, cosa potrebbe giovare alla squadra per affrontare il girone di ritorno? Beh, sicuramente, appunto, come appena detto, il gruppo è la nostra forza, ma quello che sicuramente ci distinguerà nelle partite di ritorno sarà l'atteggiamento. Come abbiamo dimostrato anche nell'ultima partita in casa con l'MGM, l'atteggiamento è quello che ci ha contraddistinto e fatto fare un'ottima partita, appunto, e quindi penso che nonostante noi abbiamo un gruppo molto molto unito, sarà importante poi comunque anche l'impegno da parte di tutti e l'atteggiamento corretto da parte di tutti quanti. Bene, grazie davvero Tommy per la tua analisi, per averci fornito insomma il tuo parere.
parere, tornerei adesso da Mister Ferraro per addentrarci nel futuro dell'Alto Vicentino, che inizia sabato pomeriggio, ovviamente, con la sfida all'Olympia Regium che presentiamo insieme. Ovviamente una squadra che ci ha battuto all'andata per 8-4, una squadra che comunque si basa sui gol di Ruggero, sulle giocate dei cugini Alitia, oltre che ovviamente che su quelle di Edigno. Insomma, una squadra ben allenata che affronterà da testa di serie anche la Coppa Italia. Come si affronta questo avversario che comunque sin qui ha avuto un ruolino di marcia davvero invidiabile? Allora Marco, apro una piccola postilla. Questo è un ragazzo meraviglioso che ho alla mia destra. Condivido in pieno. È un ragazzo al quale non sto dando probabilmente, anzi sicuramente, le soddisfazioni che merita, e quindi lui deve imparare, arriva da delle categorie, qualche categoria sotto, ha preso uno spirito incredibile di apprendimento e sì. Insomma, per me non è facile. La stoffa non gli manca, per così dire. Però non è facile fare le scelte che sto facendo, e anche e soprattutto nei suoi confronti, che probabilmente non sono neanche così meritate. Insomma, lui meriterebbe probabilmente più soddisfazione, però purtroppo in questo momento noi abbiamo un obiettivo di squadra e di società, e quindi a volte, insomma, purtroppo bisogna fare di necessità virtù. Regium, innanzitutto ho un ottimo rapporto, sarà una partita per me anche un po' particolare perché ho un ottimo rapporto con il mister, e quindi insomma ci siamo sentiti in settimana e sarà un piacere rivederci e abbracciarci. Regium siamo ai livelli, o se non superiori o uguali, non lo so, dell'MGM, quindi andiamo ad affrontare anzi la squadra che non ha mai avuto una sconfitta, non ha mai perso. Però io, amante delle statistiche, sono anche andato a vedere che siamo la squadra che ha fatto più gol a Regium, perché ha una super difesa, e quindi 4 gol dell'andata che io abbia visto, insomma, non li ha mai presi da nessuno. È una magra consolazione, sarà veramente da sudare, Marco, per portare a casa una buona prestazione. Noi non puntiamo a chissà quali risultati, perché come con l'MGM, così con Regium, noi abbiamo obiettivi diversi e facciamo un campionato a parte. Quindi, però Marco, noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di MGM di sabato scorso, non ci sono molti discorsi da fare, i ragazzi lo sanno, la società lo sa, io in primis lo so, quindi ci vediamo sabato e speriamo di ripetere la prestazione di sabato scorso, insomma, ecco. Devo dire che comunque apprezzo molto il discorso relativo alla partita d'andata, dove comunque, seppur fossimo ancora un gruppo mal assemblato, comunque in fase di rodaggio, gli abbiamo comunque dato filo da torcere e gli abbiamo segnato appunto 4 gol, ben figurando alla Sport Arena. Per concludere questa conferenza stampa coinvolgerei, come di consueto, l'hai menzionato in precedenza, allora diamo la parola a Lorenzo Miotto, corrispondente di Calcio 5 Anteprima, collegato come sempre in collegamento telefonico con noi per l'appunto. Ciao Lorenzo, a te la parola. Buonasera a tutti. Come è già stato detto, domani vi aspetta un altro big match, come lo è stato quello contro la MGM 2000. Quindi volevo chiedere a Mister Ferraro che cosa servirà in più rispetto alla prestazione offerta contro i Lombardi. Grazie. Ciao Lorenzo, è difficile dire o fare qualcosa in più di sabato, obiettivamente. Noi ci proviamo, ma non nascondo che anche se facciamo uguale a sabato, parlo come atteggiamento, non sto qui a parlare di mero risultato. A me interessa che con Reggio noi i risultati dovremo farli con altre squadre, poi viva Dio, se arriva anche il risultato ben venga, ma in questo momento con MGM e con Regium noi dovevamo con MGM e dovremo con Regium avere l'atteggiamento giusto, e quindi noi è una questione solo di atteggiamento, nulla di più, ma assolutamente nulla di meno di sabato scorso. Grazie mille per la risposta, un augurio a tutti di un buon proseguimento. Grazie a te Lorenzo. Grazie come di consueto a tutti quanti per essere stati qui con noi in questa conferenza stampa che ha presentato la 12ª giornata del campionato di Serie 2 Girone A, Alto Vicentino Olympia Regium. Lo ribadiamo che inizierà ovviamente sabato alle ore 17, ci sarà la diretta streaming sul canale YouTube in caso non poteste recarvi qui al Palalanzi. Vi aspettiamo ovviamente a braccia aperte, un saluto, alla prossima, come di consueto insieme ragazzi, sempre Forza Alto!